Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica in diretta in questa nostra prima edizione. Tante le notizie di cronaca, torneremo a parlare della tragedia avvenuta ieri nel tardo pomeriggio nel Trevigiano, a Casale sul Sile, con la morte di un 21enne, l'ennesima vittima della strada. Parleremo anche di inquinamento da PM10, vedremo com'è la situazione nelle varie città, soprattutto a Treviso, ma parleremo anche del Natale, perché ieri insomma luminari accese un po' in tutte le città, al via lo shopping natalizio. Ieri città del Veneto invase dai cittadini alla ricerca di un regalo, con un'affluenza davvero record dappertutto, a Padova l'accensione dell'albero, ma anche a Treviso questa sera, e comunque insomma davvero città prese d'assalto. E tanti ospiti, avremo qua degli ospiti, tratteremo argomenti importanti, tratteremo anche il nuovo calendario delle amiche per la pelle, parleremo di prevenzione, di iniziative in atto un po' in tutte le città, un po' tutto il Veneto. Ma in apertura però di questa prima edizione purtroppo torniamo a parlare dell'ennesima vittima della strada nella Marca. Samuele Lazzari ha perso la vita ieri nel tardo pomeriggio in sella alla sua moto. L'incidente in località Conscio, il 21enne stava viaggiando da Dosson a Casale quando è stato urtato da una Renault Clio guidata da un sessantenne. Il giovane è stato sbalzato dalla moto, ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato dalla moto. Sul posto una pattuglia della polizia locale di Casale sul Sile che stava transitando ed è intervenuta proprio una vigilessa che ha provato a rianimare Samuele sul posto, ma per il 21enne purtroppo non c'era nulla da fare. Un giocatore di rugby, Simone, viaggiava con il casco regolarmente allacciato, ma l'impatto è stato troppo violento, ed oggi nei campi da rugby il suo sport, la sua passione, un minuto di silenzio per ricordare il giovane. Come vi ho detto, ancora una vittima della strada, l'ennesima vittima della strada. Ovviamente la dinamica al vaglio della polizia locale, sull'asfalto purtroppo è rimasto il suo casco, una dinamica, come vi ho detto, ancora da definire. Il ragazzo è andato a sbattere dove si trova il casco e poi la moto è scivolata fino a qui, e parliamo di quanti metri? 200 metri, così hanno detto. Quindi, insomma, diciamo che è una distanza molto, molto lunga tra il punto di impatto e dove si trova la moto. Sicuramente sì, molto lontano. E senta, questa è una strada dove si corre, che idea si fa? Diciamo che questa è una strada, siamo in pieno centro di un piccolo paese, come tutti i posti, tutti dicono che le macchine corrono, ma purtroppo non sappiamo a che velocità andasse. Presumiamo che potesse correre perché la moto ha fatto un sacco di strada, quello che si può pensare, ma non sappiamo niente. Ecco, perché la scena è davvero surreale per certi versi. Sì, imprevedibile una roba del genere, perché no, come fa la moto partire da in fondo e arriva qua. Non lo so bene. Sì, roba surreale proprio. Morto a 21 anni in sella alla sua moto che aveva da poco acquistato. A parlare sotto shock è uno dei migliori amici di Samuele Lazzari. Spiazzati, dice, non è possibile. Conoscevo da sempre, era una persona gentilissima con tutti, sempre stato. Non ci si aspettava una fine così. Non pensavamo veramente una cosa del genere. Era l'ultimo acquisto. Era contentissimo, l'uomo più contento di questa terra, però purtroppo... Eri amico da tanto? Da quando avevamo 3 anni, più o meno, perché andavamo all'asilo insieme e sempre fatto le elementari, le medie, sempre nella stessa scuola, quindi
poi facevamo rugby insieme, è sempre stato un nostro amico da sempre. Ecco perché mi dicevano che lui giocava a rugby. Esatto, sì. Giocava nel rugby qua a Casale. Esatto, nel rugby Casale. Eravamo tutti noi eravamo compagni di squadra. Fino a che poi lui ha smesso e comunque eravamo sempre stati della compagnia, sempre amici, da sempre. Lui adesso studiava, lavorava? Lui lavorava, era anche là, aveva appena cambiato lavoro, era contentissimo del lavoro che faceva, però non ci si aspettava veramente una fine così. Dove lavorava? Lavorava su una ditta di servizi ecologici. Era un lavoro che non c'entrava quasi niente con quello che aveva studiato, però era veramente il ragazzo più contento che avessi mai sentito e non pensavamo veramente, ci ha spiazzato tutti perché l'abbiamo saputo tutti un'ora fa quando è successo. E vi siete precipitati qua? Assolutamente sì, assolutamente. Siete ovviamente sotto shock, non avete parole? Penso sia una cosa normalissima in questi casi e ci vorrà molto per assimilare questa cosa. E continuiamo invece ora a parlare di cronaca, sempre dal Trevigiano, perché ieri ne abbiamo parlato tantissimo di furti, ma ieri c'è stata una rapina a Villorba, ad essere presa di mira Villa Fanna, dove i ladri hanno strattonato e minacciato con un bastone la coppia di custodi in azione. Sono entrati almeno 4 uomini a volto coperto, cercavano una cassaforte, racconta la nipote del proprietario 99enne che in quel momento si trovava in casa. Gli hanno chiesto dove fosse la cassaforte e li hanno poi minacciati con un bastone. Sono stati strattonati entrambi, ecco, e minacciati logicamente. Sono provati, non potrebbe essere altrimenti, marito e moglie sessantenni, custodi di Villa Fanna, uno dei simboli di Villorba, che poco prima delle 6 di sera si sono trovati faccia a faccia con un vero e proprio comando. A raccontarlo è Sara Fanna, nipote di Antonio, il proprietario 99enne dell'immobile, che al momento dell'irruzione era in casa ma non si sarebbe accorto di nulla. I delinquenti, almeno 4, avrebbero prima scavalcato il cancello all'altezza della chiesetta interna visibile da via Campagnola, poi forzato una porta, entrando così nell'ala usata prevalentemente d'estate. Qui, allertati dai rumori e dal sistema di allarme, sono accorsi i 2 custodi. Colluttazione no, però insomma è stato preso per il bavero della camicia, come per dire come non sai dov'è la cassaforte, ecco, quindi quello sicuramente per gesto non troppo eclatante, insomma, però mette tanta paura. A minacciare marito e moglie con bastone sono stati in 3, mentre un quarto soggetto si trovava in un'altra stanza, da capire se ci fossero altri banditi ad aspettarli all'esterno della villa. Sono scappati perché il custode, insomma, si è fatto valere, cioè è un omone, quindi tutto sommato, e poi comunque era scattato l'allarme, quindi era questione di tempo che arrivassero le forze dell'ordine. I delinquenti che hanno agito travisati avrebbero un'età compresa tra i 20 e i 30 anni. L'unica frase con cui hanno reclamato la cassaforte è stata pronunciata in italiano. Il bottino tra gioielli e alcuni orologi è da quantificare. Questi personaggi quando arrivano vedono la casa di un certo tipo e pensano che ci sia chissà che cosa, in realtà non viene tenuto niente proprio per questo motivo. Intanto su tutto il territorio è caccia alla banda, fiducioso il sindaco. Posso dire che per questo furto e altri che sono successi in comune Villorba, i carabinieri sono già sulle tracce grazie anche alla videosorveglianza intensa che c'è nel comune di Villorba, quindi facciamo gruppo insieme e cerchiamo di segnalare qualsiasi movimento sospetto. A ridosso della villa ottocentesca resta la paura, ma anche una sensazione nitida. Poteva andare molto peggio. Questa volta è stato un bastone, non erano armati di coltelli fortunatamente, perché in queste occasioni non sai mai chi ti trovi davanti e soprattutto che cos'ha. Ed ora ci spostiamo nel Vicentino, ladri anche nell'appartamento dell'eurodeputata vicentina Alessandra Moretti. Ho trovato casa sottosopra, ha raccontato, temevo fossero ancora dentro. Purtroppo ieri sera, rientrando a casa
da Bruxelles ho avuto la brutta sorpresa di rendermi conto che i ladri erano entrati nel mio appartamento. Ho chiamato immediatamente il 112 e si sono recati sul posto nel giro di qualche minuto gli agenti di Polizia di Stato di Vicenza, che hanno perlustrato la casa internamente che esternamente. Poi mi hanno fatto compagnia perché ero visibilmente scossa e molto angosciata. Le parole dell'eurodeputata Alessandra Moretti, vittima di un furto nella sua abitazione di Vicenza, che ha raccontato sui social la disavventura vissuta. Minuti di angoscia pensando che i ladri fossero ancora dentro casa, poi l'arrivo della polizia a confortare l'esponente del PD, scossa al cospetto dell'abitazione trovata sottosopra. Solo l'ultimo in ordine di tempo, nella scia di furti e tentativi di effrazioni che negli ultimi giorni si sono consumati in città, il cui modus operandi dei malviventi vede praticare un foro con il trapano sulle porte e finestre per poi introdursi nelle abitazioni. Oltre al ringraziamento nei confronti dell'operato degli agenti della Questura di Vicenza, l'europarlamentare ha voluto concludere con l'invito ad evitare polemiche e strumentalizzazioni. Adesso vorrei poi anche evitare che si scatenassero delle inutili polemiche sul tipo ma sarà stato un migrante, saranno stati gli stranieri. Noi non sappiamo di che origine sia la banda che da qualche giorno sta svaligiando molti appartamenti a Vicenza. Di sicuro bisogna perseguirli, bisogna assicurarli alla giustizia e poi però senza tante parole, proclami e propaganda bisogna dare anche alle forze dell'ordine gli strumenti perché possano agire in sicurezza, la loro in primis, e poi tecnologie all'avanguardia affinché possano fare al meglio il loro lavoro. E torniamo a parlare del processo a carico di Filippo Turetta, l'ex fidanzato che ha brutalmente ucciso Giulia Cecchettin. Martedì mattina ci sarà la pronuncia della sentenza e Antenna 3 seguirà l'udienza dalle 9:30 con un'edizione straordinaria. La requisitoria di 2 ore e mezza del pubblico ministero, la memoria di 150 pagine per ricostruire il delitto, la richiesta di ergastolo, l'indomani la ringa dei difensori nel tentativo di smontare le aggravanti per le quali l'imputato rischia il carcere a vita. Sarà pronunciata martedì la sentenza a carico di Filippo Turetta, reo confesso dell'omicidio volontario di Giulia Cecchettin. La Corte d'Assise di Venezia si riunirà nuovamente alle 9:30 e da quello stesso orario Antenna 3 seguirà in diretta con un'edizione straordinaria le fasi conclusive del processo a carico del 23enne di Torreglia, ex fidanzato della vittima. Processo che si è aperto a settembre e che per la formula del rito abbreviato concordata da accusa e difesa si è svolto con un unico teste in aula, lo stesso Turetta, che ha raccontato in un memoriale e quindi ripercorso il prima, il durante e il dopo dell'uccisione di Giulia, partecipando poi in silenzio e a testa bassa alle successive udienze. Quella, calendarizzata per puro caso proprio il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, in cui il pubblico ministero Andrea Petroni lo ha accusato di aver perseguitato per mesi Giulia, aver premeditato il delitto e averlo consumato con crudeltà, e in cui i legali delle parti civili hanno motivato le richieste di risarcimento di oltre 2 milioni di euro. E quella in cui i difensori Giovanni Caruso e Monica Cornaviera hanno cercato di smontare le aggravanti con tesi e formule per le quali l'indomani Gino Cecchettin si è detto offeso e ha parlato di umiliazione della memoria della figlia. Era un martedì, anche quello in cui l'Italia disse addio a Giulia il 5 dicembre 2023 a Santa Giustina, a Padova. A distanza quasi esatta di un anno si conoscerà la sorte del suo assassino, un caso tragico e dirompente nel dibattito sulla piaga dei femminicidi, il cui ultimo capitolo, giudiziario, non certo umano, si svolgerà martedì mattina alle 9:30, orario in cui partirà anche l'edizione straordinaria di Antenna 3. Ed ora nel Padovano ristrutturano un appartamento e vi aprono un alloggio turistico, ma gli ultimi clienti non se ne vanno più e anzi occupano i locali allacciandosi abusivamente alle utenze. Accade a Ponte Vigo d'Arzere, dove l'abitazione è occupata da una trentina di persone dal 16 ottobre scorso. Finora inutile la denuncia presentata dal proprietario, che in un primo momento aveva chiamato una pattuglia di carabinieri che erano riusciti a far desistere gli occupanti. Il
gruppo è però rientrato forzando le serrature e si è allacciato alle utenze di alcuni vicini. Teniamo anche per chi vive, afferma il proprietario, negli appartamenti vicini. L'altra sera hanno probabilmente fatto fuoco in una delle stanze, c'era un forte odore di fumo, credo abbiano cercato di scaldarsi visto che abbiamo staccato, dice il proprietario, il gas. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, c'è il rischio che diano fuoco alla casa. Pensavo con la locazione breve o turistica di non andare incontro a problematiche e invece mi sono ritrovato in un incubo. Auspico che le istituzioni, termina il proprietario, si muovano quanto prima perché ho capito che non c'è altra scelta. Ed ora andiamo nel Padovano dove procede l'inchiesta per la morte di Luxardo, imprenditrice della famosa azienda di liquori. Ci sono 3 indagati. Ci sarebbero 3 indagati per la morte di Pupa Luxardo, imprenditrice della nota famiglia proprietaria dell'azienda che a Torreglia produce i famosi liquori. La donna era morta dopo aver fatto il bagno nella piscina termale dell'hotel che la ospitava e subito erano scattati gli accertamenti per stabilire le cause del decesso, nonostante l'intervento immediato del SUEM. L'autopsia è già stata effettuata e ovviamente farà una certa differenza ai fini dell'indagine se la donna sia morta per annegamento o per un malore. Si procede per omicidio colposo, anche se con dettagli diversi tra i 3 profili. L'ultimo saluto a Pupa Luxardo si terrà lunedì 2 dicembre nella chiesa di Santa Croce a Padova. E rimaniamo sempre nel Padovano, rintracciato e trasferito in carcere l'uomo che aveva rapinato una farmacia armato di coltello e che nel frattempo è stato condannato in via definitiva. Aveva rapinato una farmacia di Padova nell'aprile del 2021 e ora, condannato in via definitiva a 2 anni e 2 mesi, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. L'uomo, un 47enne residente a Padova, già condannato per reati analoghi, era entrato in farmacia armato di coltello e con il volto coperto da una mascherina chirurgica e occhiali da sole e dopo aver minacciato i presenti aveva costretto la farmacista a mettere tutto l'incasso, qualche centinaia di euro, in un sacchetto di plastica prima di fuggire a piedi. Sul posto, gli investigatori della squadra mobile che avevano raccolto testimonianze e filmati delle telecamere di zona. L'esperienza dei poliziotti aveva permesso di individuare una forte somiglianza nella corporatura di quel rapinatore travisato con un uomo padovano, pochi giorni prima fermato e trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e già più volte riconosciuto responsabile di rapine simili. I poliziotti avevano anche notato particolari del giubbotto e delle scarpe indossate dall'autore della rapina, proprio identiche alle sue, e guarda caso, proprio il giorno della rapina era in quella zona in bicicletta. Una bicicletta che è risultata essere proprio quella immortalata nelle immagini della rapina. E così l'uomo, residente in città, è stato rintracciato presso la propria abitazione e condotto presso la casa circondariale di Padova. Dall'inizio dell'anno, in tutta la provincia, la sola squadra mobile ha eseguito oltre 30 ordini di cattura, rintracciando persone che devono scontare la loro pena. Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo nel Bassanese. Borseggi al mercato, scippi e segnalazioni in aumento. Campagnolo promette più controlli. Ladri scatenati tra le bancarelle e non solo. L'ondata di furti nelle abitazioni che si è registrata in queste settimane in tutta la Pedemontana ha parzialmente modificato la rotta, dirottando gruppi di malviventi nelle aree più affollate della città, cioè al mercato, dove giovedì alcune persone sono entrate nel mirino dei ladri mentre ritiravano allo sportello bancomat il contante per fare la spesa, ma non solo. Diversi sono stati anche gli scippi e i borseggi in centro. Adesso dobbiamo prendere atto che in situazioni come lei ha ben sottolineato di normalità verso la città di Bassano, sappiamo che il giovedì o il sabato bisogna tenere molto di più gli occhi aperti perché c'è una situazione di crimine che ha intercettato il giorno di mercato a Bassano come una possibilità di espletare il proprio lavoro di criminali. La presenza di borseggiatori era già nota, ma pare che il fenomeno sia in netto aumento. Pattugliare il territorio durante le giornate di mercato anche in borghese
in determinati posti in particolare, ma non solo durante il mercato, ma anche quando è il momento di andare a prendere le pensioni per gli anziani, coprire il territorio anche in borghese e osservare, da una parte può significare è un buon deterrente, dall'altra possiamo beccarli con le mani nel sacco. Quindi è urgente fare una riflessione che porti le forze dell'ordine e la polizia locale a battere il territorio incidentalmente in centro storico e osservare bene i movimenti. Sicuramente si arriverà al risultato. L'ultimo caso in ordine di tempo è stato un furto in centro, vicino a un rinomato panificio. È un cittadino che si stava recando a far compiere appunto presso questo panificio, si è trovato spinto e casualmente poi ha visto che lo zainetto che di solito tiene in mano, in quel caso invece lo aveva a tracolla, era aperto. L'ondata di borseggi in città preoccupa non poco i bassanesi al mercato. Bisogna stare attenti, signora, quando magari si apre la borsa. Guardi, ho tutto qui davanti e poi io ho sempre fiducia nel prossimo, però quando sento queste cose mi dico un attimino, se posso magari esco anche senza borsa, no? Se ho le tasche profonde, e speriamo bene anche ci sia sorveglianza e che abbiano attenzione in questi, diremmo, periodi natalizi. Qual è il modo per, diciamo, evitare brutte sorprese? La precauzione prima di tutto, quindi la borsa davanti, le mani davanti e tenere il meno possibile. Questo. Servirebbero più controlli secondo lei? Sempre e comunque, e non so nemmeno poi se sono sufficienti, nel senso che poi anche se li prendono che succede? Nulla. Il giorno dopo sono fuori, quindi immagino anche il carabiniere, la polizia di turno cosa fa? Poi magari si sente anche deriso un'ora dopo perché sono usciti. Bisogna stare attenti perché magari le donne aprono il portafoglio, fanno per metterlo in tasca e dietro c'è il borseggiatore. Un po' più prudenza secondo me. Comunque è che non si deve prendere la roba degli altri, come principio. Servirebbero più controlli secondo lei? Sì. Ma ormai ne sono tanti e quindi ci ne vorrebbero uno per ogni posto praticamente. Una notizia di questa notte: intorno alle 2 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la provinciale 102 a Cornedo Vicentino per un'auto finita rovesciata fuori strada, ha ferito il conducente insieme ai 4 amici. La squadra dei vigili del fuoco, arrivata dal distaccamento di Arzignano, ha messo in sicurezza la Fiat 500 e collaborato ai soccorsi sanitari. I 5 feriti sono stati stabilizzati dal personale del SUEM arrivato sul posto e trasferiti con 4 ambulanze in ospedale ad Arzignano, tutti con un codice di media gravità. I carabinieri hanno poi eseguito i rilievi del sinistro. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio e vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto, Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso. Buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Partiamo da PM10, inquinamento. Alcune città sono insomma in stato di allerta per le PM10, sappiamo che questo era un periodo un po' sempre più complicato. A Treviso com'è la situazione? Beh, la situazione è media come tutti gli anni. È chiaro che adesso che i riscaldamenti domestici sono partiti alla grande perché la temperatura è scesa, sappiamo già che avremo degli sforamenti. Qui è capire il grado di ventosità e di piovosità, se attenuerà questo fenomeno che nella pianura padana è praticamente costante. Io volevo dire anche una cosa però. Le tante attività fatte non solo dal Comune di Treviso ma da tutta la Regione Veneto nella pianura padana e anche dal Comune di Treviso con un massivo cambio caldaie, con tanti alberi piantumati, porta al fatto che certo abbiamo sforamenti, ma anno dopo anno, e ARPAV ce lo dice ed è ARPAV che certifica questo, c'è un decremento della media della concentrazione PM10, quindi certo ci sono gli sforamenti legati a periodi di non piovosità molto lunghi, ma mediamente abbiamo una discesa che ogni anno ci dà qualche punto percentuale in meno. E questo è un dato positivo. Abbiamo i primi effetti del bonus 110, quindi le case sono molto, diciamo, ambientalmente meno energivore. Abbiamo tante cose che stiamo facendo,
è chiaro che poi l'aria non è che la puoi spostare da un'altra parte, e quindi i salti a livello ambientale non sono mai così grandi come vorremmo. Non costruisci un muro per l'aria, costruisci tante attività che stiamo facendo per migliorarne la qualità. Quando è che si potrà capire se dovranno essere attuate le solite iniziative di cui insomma siamo ben consapevoli dopo alcuni sforamenti? Beh, allora, noi abbiamo un'ordinanza antismog in vigore e la legge ce lo impone di averla, quindi se dovessimo andare, come è successo peraltro 2 settimane fa mi sembra, in allarme arancio, purtroppo dovremmo limitare la circolazione, e ripeto, la legge ce lo impone, di alcune classi di veicoli, gli Euro 5 in questo caso, perché gli Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 diesel sono già bloccati in delle fasce orarie, quindi dalle 8.30 alle 18.30, e in quel caso dovremmo attivare, e ARPA, ripeto, immediatamente c'è la segnalazione, bloccare anche queste. Però io lo dico, ne sono un netto... poi ci ha dato ragione il Covid, quando tutte le macchine erano ferme avevamo lo stesso gli sforamenti, quindi il riscaldamento domestico è quello che la fa la padrona. C'è da dire che noi non possiamo neanche chiedere alle persone di limitare troppo il riscaldamento della casa, perché poi cosa fanno? Usano o stufette elettriche, e quindi quell'energia da dove proviene? E dall'altra parte non è che uno deve prendersi una polmonite perché da una parte non respira i PM10 o decresce i PM10 complessivi, e dall'altra non può riscaldare la casa. C'è da dire che il sindaco ha fatto benissimo, è andato dal ministro, ha fatto per l'accordo di bacino padano dicendo sì, attenzione, dateci soldi per investire, perché noi abbiamo messo 1.400.000 euro in questi anni per il cambio caldaia, record, considerato che negli anni precedenti in 20 anni Treviso aveva messo 500.000 euro, noi in 6 anni, quindi 4 escluso il periodo di Covid, ne abbiamo messo 1,5 milioni circa, che vanno sempre bruciati perché tutti vogliono cambiare la caldaia. Però, ripeto, serve un impianto, un investimento complessivo a livello paese, e lo dico con un po' di polemica, non è che quando si fanno investimenti da parte del Ministero dell'Ambiente di qualsiasi colore politico esso sia, si deve fare in tutta Italia. No, le problematiche della qualità dell'aria le abbiamo qualche comune al sud, ma soprattutto i comuni al nord, perché il riscaldamento domestico e la poca ventosità della pianura padana l'abbiamo qui. Fra l'altro, insomma, siamo anche stati fortunati quest'anno perché il freddo è arrivato adesso, e nemmeno tanto freddo rispetto agli anni scorsi, per cui insomma questo dovrebbe in qualche maniera aiutare, diciamo. Sì, questo però dà un altro problema che magari i cittadini iniziano a vedere. Negli ultimi 5-6 anni abbiamo che una volta alle fiere di San Luca, quando ci andavamo, e San Luca era sempre lo stesso giorno, ci andavamo giubbotto, guanti, berretto, sciarpa, faceva freddo, sembra un freddo cane. Adesso non fa più freddo, io vado a mangiare l'oca e sei in maglietta o un giubbettino leggero. Questo va bene da un certo punto di vista, dall'altro punto di vista che tendi ad avere estati molto piovose e umide, ma soprattutto non hai un autunno in cui cadono le foglie. Quindi cosa succede? Abbiamo ancora alberi carichi di foglie, quindi questo porta al fatto che noi continuiamo a tirare su foglie continuamente, mentre una volta in una settimana, 10 giorni veniva il freddo, le foglie andavano giù perché gli alberi sentono la temperatura chiaramente, e tu da quel punto di vista raccoglievi tutte le foglie. Adesso noi abbiamo squadre di gente in giro continuamente perché gli alberi sono carichi di foglie, ho visto anche fuori qua da voi. Questo è un paradosso, a dicembre gli alberi non dovrebbero avere le foglie. Questo porta che se un minimo ci sono le foglie e piove, le piste ciclabili diventano impraticabili, i tombini si intasano, perché spesso ci viene detto perché non pulite, ma noi puliamo continuamente, il problema è che non c'è più, è brutto dirlo, non ci sono più le stagioni, no? Però è vero, se ci pensate, voi pensate alle fiere di San Luca, e quando ci ricordiamo da bambini la temperatura era diversa. Abbiamo parlato insomma di PM10, le macchine aiutano oltre ai riscaldamenti, e insomma sappiamo che il periodo natalizio è il periodo in cui la gente si sposta maggiormente. Ieri abbiamo visto un record di presenze a Treviso con un'affluenza davvero di gente, è partito lo shopping natalizio, fra l'altro anche bello perché tutte le luminarie sono accese, per cui insomma le città sono diventate proprio le città del Natale ormai. Sì, intanto ringrazio i commercianti, perché molti degli sforzi per mettere le luminarie è merito loro, quindi e ognuno per la propria strada, la propria via, è stata una cosa, è molto bello questa cosa venga fatta in maniera diffusa, e questo dimostra che i commercianti del centro, ma in generale, ci tengono a Treviso. Che dire, è vero che noi dobbiamo star bene di salute, diciamo nel corpo, però lo spirito del Natale ti fa star bene mentalmente, cioè pensiamo a quanto abbiamo sofferto non festeggiare il Natale durante la pandemia. C'è un momento in cui fai anche uno zero del tuo anno,
buono, brutto che esso sia, ma soprattutto tendi a essere un po' più buono in generale con gli altri. Lasciamo stare lo shopping, che è importante sicuramente, ma questa aggregazione in questo momento, bersi una cioccolata, un vin brûlée, vedere la gente, cioè è un momento, mi sembra che siamo arrivati a 200.000 persone in centro. Considerate un centro storico in cui i residenti sono 6-8.000, adesso non mi ricordo esattamente il dato, è un'invasione bellissima, e poi ho visto tanti bambini, quindi ringrazio tutti i commercianti, ringraziate anche un po' l'amministrazione che ci ha messo del suo per, diciamo, equilibrare il tutto. Chiaro, c'era qualche problemino a parcheggiare, ma sì, è Natale, facciamo un giro in più e utilizziamo l'app del parcheggio, perché si trova il parcheggio se utilizziamo l'app, non giriamo continuamente per cercarlo. Ecco, parliamo perché nessuno effettivamente utilizza quest'app, cioè, ma nessuno la utilizza. O noi la pubblicizziamo, allora capiamo le persone, magari, non voglio dire una certa età, sennò si offende qualcuno e magari dico no, io, però utilizziamo se possibile l'app che ti dice quali parcheggi sono liberi, quindi vai a colpo sicuro, puoi anche prenotare il parcheggio. Utilizziamo i parcheggi esterni, perché Treviso, parliamoci chiaro, cioè quando tu parcheggi, e dico per i trevigiani, dal Negro, stiamo parlando che andare a piedi sono 5 minuti, facciamoci sta passeggiata, non possiamo parcheggiare dentro mura, sul posto davanti, cioè facciamoci un minimo di passeggiata, dai, no? E poi usiamo i mezzi pubblici quando possibile. E se non fa freddissimo e il tempo è bello, una biciclettata, un po' di guanti, avrai un po' la brina sul naso, usiamola, dai. Considerate che di media dal PUMS, il piano urbano mobilità sostenibile, abbiamo visto che a Treviso i cittadini fanno circa 2,4 km di media al giorno con la macchina. Cioè il tempo che escono è già il tempo che cercano il parcheggio. È una media chiaramente, ci sono anche le auto ferme, però diciamo che siano 5 km. Ma quanto tempo impieghi perché devi anche tornarci a casa, quindi quanto tempo impieghi per girare? Noi stiamo lavorando tanto cercando di realizzare piste ciclabili, non è semplice perché sono molto costose e il centro storico, passare per il centro storico è complicato, lo stiamo facendo, però dai, usiamola sta bicicletta, possiamo usarla, tutti quanti, quindi è un invito, questo non vuol dire che devi prendere freddo o acqua, io non sono un talebano di questo, la usi quando puoi, ma diciamo almeno usiamola un po'. E vogliamo parlare dell'accensione dell'albero? Oggi c'è l'accensione dell'albero, attenzione. Esatto. Guardate, peraltro ci sono 1000, magari i cittadini non lo sanno, quando si accende l'albero abbiamo tutti un po' i brividi perché sono là tutti che ti guardano e speri sempre che vada tutto bene, quindi è un momento veramente un thriller, perché se non funziona qualcosa, adesso faccio 3 scaramanzie del caso perché è oggi pomeriggio alle 6, tu sei là pronto, vedo tutti quanti, bello, bravo, bravissimi, poi ovviamente a Treviso, e siamo a Treviso, siamo la città di signore e signori, quindi cominci a sentire, ma quello dell'anno scorso era un fiapiveo, sì, mio che avrei fatto così, mio che avrei fatto così. Infatti stiamo guardando le immagini dell'anno scorso. Però l'accessione dell'albero è la festa di essere là, è la festa di passare lì davanti e vedere questo albero. E pensiamo ai bambini, perché alla fine questa cosa qua, noi adulti, sì, abbiamo, io no, ma molti hanno perso questo romanticismo, no? È per i bambini, c'è anche Babbo Natale in centro, è per i bambini, abbiamo un po' di pazienza verso questi bambini che hanno bisogno anche in questi momenti. Dunque 18, ovviamente Piazza dei Signori, qualche cosa di questa... No, non spoiler niente. Un inizio, così uno è invogliato anche a venire. No, allora, una cosa interessante quest'anno che accanto alla cessione dell'albero abbiamo inaugurato i mercatini, un primo idea, veramente un'idea del sindaco, questo è stato molto bravo, e una prima idea di mercatini in Piazza Rinaldi, quindi una volta che avete visto l'albero potete andare in Piazza Rinaldi, bervi una cioccolata, un vin brûlée, perché è un'idea molto buona questa, lo dico sinceramente, e ieri ha avuto un successo pazzesco. Quindi andiamoci anche durante la settimana, perché andare a berci qualcosa in centro, facciamo il giro. Piazza Rinaldi, che in realtà non è una piazza, perché per l'accessibilità è molto complessa, non passano le macchine, per fortuna, ma ha degli accessi stretti perché era la corte di un palazzo, ha bisogno di essere vitalizzata, facciamo tanti spettacoli d'estate, però non è un punto di passaggio naturale a Treviso, no? Perché non ti porta da una parte o da un'altra. Allora, anche perché se devi fare il giro fai San Francesco normalmente a piedi. Quindi io dico, passateci, sarà molto bello. L'albero, venite a trovarci. Ecco, però insomma, giusto un... No, dai, altrimenti si arrabbiano. No, ci sarà un coro, ci sarà, sì, abbiamo visto delle cose. C'era il coro, adesso vediamo, dai, ma venite, ripeto, non voglio, perché altrimenti si arrabbiano tutti se spoilerizzo qualcosa, o spoiler, non so neanche come si dica, se dico qualcosa in anticipo, però sarà bello, e cerchiamo di farlo diverso ogni anno. Ripeto ancora, non facciamo polemiche, godiamoci il momento
ci sono l'emozione sì, di vedere. Dai, ci sono tanti sponsor che ci danno una mano, io ringrazio veramente tutti gli sponsor che ogni anno ci danno una mano, perché senza di loro tante cose a Treviso non sarebbe possibile farle, quindi la generosità degli sponsor. E ai trevigiani dico, ai non trevigiani, godetevi la città perché è il momento più bello dell'anno per chi l'apprezza. E vogliamo ricordare l'emozione però di vedere l'albero acceso? Sì, questo sarà... No, allora, a me l'albero dà molta emozione quando lo si accende il momento dell'accensione, perché anch'io sono sempre là col trilling, funziona, perché fa le prove, ma sapete com'è il bello della diretta. Però a me piace magari in una tarda serata passare a vederlo da solo, cioè avere il momento in cui la città è quasi vuota, questo scorcio di vedere... E poi, onestamente, anche le stelle, che ormai sono un classico, sui canali mi dà una certa emozione, non so, è un momento in cui ragioni, no? Vedi queste stelle riflesse, è veramente una cosa bella, ma è tutto l'assieme, Treviso sarà stupenda, quindi vi aspettiamo. Faccio promozione turistica. Esatto, prima di passare poi a un altro argomento, siamo quasi al termine del tempo. È importante anche per i commercianti, ne parlavamo prima, i commercianti sono stati importanti per i luminari, ma è un periodo importantissimo per loro. Sappiamo che i periodi non sono stati facilissimi per tutti i commercianti di qualsiasi settore si voglia parlare, e questo potrebbe essere un po' una boccata d'ossigeno anche per loro. Sì, allora... L'invito è quello di andare nei negozi, perché poi purtroppo tutti quanti vanno verso i centri commerciali, poi i negozi invece della città, i negozi, quelli di cui siamo abituati, a volte vengono dimenticati. Allora, io voglio dirlo chiaramente, allora, spegniamo un po' gli ordini online, facciamo un giro in centro e compriamo a chilometro zero, perché i commercianti fanno un grande sforzo per la città e cerchiamo di dargli una mano comprando a chilometro zero. Questo non vuol dire comprare alla cieca, perché hanno dei prodotti ottimi, quindi vai a comprare a Treviso sempre molto bene, cioè non è che dire devi comprare perché sei in centro, no, compri perché sei in centro, e non solo il centro, ma soprattutto perché hanno prodotti di qualità, quindi mettiamoci un po' più tempo. È chiaro che al centro commerciale tu arrivi, hai tutti i negozi lì, e hai tutto lì vicino, no? In centro devi un po' più girare, però c'è anche la bellezza dello shopping. Lo shopping non è andare in un centro commerciale, lo shopping è girare, vedere, valutare, entrare, uscire, rientrare. C'è da dire che però onestamente non possiamo anche attaccare i centri commerciali, perché onestamente fanno anche loro un grande lavoro, ci lavorano tante persone e spesso sono anche trevigiani, e quindi un bilanciamento, a Natale si può avere un grande bilanciamento, e quindi io chiedo a tutti, come ha fatto ieri il sindaco quando ha inaugurato Piazza Rinaldi e i mercatini, se possibile compriamo a chilometro zero in centro storico. Però ripeto, io non demonizzo le due cose perché possono andare di pari passo. Quello che si può evitare è l'acquisto online. Quando noi evitiamo l'acquisto online, e non faccio nomi di nessuno, perché non voglio fare nomi di nessuno, quando noi abbiamo evitato l'acquisto online abbiamo già riempito sia i centri commerciali che i negozi della città. Quindi anche perché in città non ci sono centri commerciali, però ci sono grandi strutture, ci sono Coin, OVS, H&M, dove ci lavorano ragazzi e ragazze che anche loro fanno un grande lavoro. Però dico, spegniamo l'acquisto online almeno a Natale. Ecco, ultima cosa e poi saluto il vice sindaco. Natale, purtroppo lo abbiamo visto, parliamo di cronaca, in questo periodo è un periodo di furti, tanti, purtroppo un po' dappertutto, in tutte le zone, e nessuna viene esclusa, e un po' l'appello a stare attenti e cercare di guardare anche la casa del vicino se ci sono movimenti strani, l'abbiamo detto più volte, questo per aiutare il vicino, ma poi aiutare anche se stessi, perché poi la stessa cosa potrebbe fare al vicino. Certo. Allora, il controllo del vicinato è sicuramente una cosa importante. Io dico anche una cosa, è un piccolo investimento, è brutto dirlo perché non è la soluzione del male, ma può aiutare. Installiamo anche un allarme a casa, è un investimento che va fatto al giorno d'oggi, non è una giustificazione, perché io dovrei lasciare la porta di casa mia aperta, come si faceva una volta. Mia nonna non ha mai chiuso la porta di casa, l'appoggiava alla maniglia che all'esterno potevi entrare e uscire. Purtroppo il mondo è cambiato, non è una giustificazione, però se possiamo, oltre il controllo del vicinato, mettiamo un allarme. Posso dire una cosa, una piccola cosa? Ho visto purtroppo anche oggi la cronaca di un ragazzo che è morto in moto. Io sono un motociclista scarso, cioè nel senso non faccio grandi chilometri.
e mi mette un gran dolore, perché anch'io ho perso amici purtroppo, e vedo spesso, quindi nel dolore delle famiglie ma nel dolore di tutti. Se possiamo d'inverno, se non è necessario, moto, scooter, usiamoli meno, perché il ghiaccio, un momento di ghiaccio per terra, tu non puoi prevederlo. Io andavo a scuola col ciao, pensa che anni, e il ghiaccio è una cosa che tu non puoi prevedere. Adesso non so la dinamica di sto ragazzo, ma dico in generale, se possiamo almeno nel periodo invernale, la moto, motorini, scooter, usiamoli il meno possibile, perché la sera basta un po' di vento, si forma una lastra di ghiaccio e 4 ruote sono 4, e su 4 ruote ormai le macchine hanno anche tanta tecnologia per correggere i tuoi errori o lo sbandamento della macchina. La moto non ha questa tecnologia perché ha 2 ruote, quindi non è possibile. E quindi, se possibile, perché guardate, quando vedo la cronaca così, cioè un ragazzo di quell'età, dopo non c'è età, attenzione, però mi toglie il cuore, e quindi veramente un abbraccio alla famiglia, però dico in generale limitiamo questo, usiamo la bici, che quella vai piano, e se proprio cadi a 5 all'ora prenderai una maccatura al sedere, però la moto o il motorino o lo scooter è una cosa molto delicata, e quindi se possibile, se non è indispensabile, limitiamone l'uso nel periodo invernale. Poi d'estate, sempre con le accortezze, usiamola stando attenti. Dico anche agli automobilisti, guardate che non siete da soli per strada, gli specchietti servono per quello, quando si vede la freccia c'è specchio, freccia, specchio, lo insegniamo alla scuola guida, non c'è, tanto io sono grosso, giro, e quindi però guardate d'inverno diventa veramente rischioso, quindi un abbraccio alla famiglia, e veramente io non so neanche cosa dire, perché quando ho visto la notizia mi ha proprio fatto stramale. È una tragedia, una vita spezzata a 21 anni, non è l'età, però insomma è un ragazzo giovanissimo, un grande che fra l'altro, esatto, un dolore, fra l'altro una famiglia che era già stata colpita da altri dolori, quindi è una tragedia sulla tragedia, quindi speriamo, noi ogni volta lo diciamo, speriamo di non dover mai parlare, mai raccontare ancora di questi incidenti, purtroppo ci troviamo sempre a doverne parlare. Io ringrazio davvero Alessandro Manera per essere stato qua con noi, speriamo di averlo ancora, magari anche prima di Natale, subito dopo l'accensione dell'albero. Oggi pomeriggio, so che sarete con le telecamere lì, quindi assolutamente ci vediamo là, dai. Assolutamente venite a trovarci a Treviso. Grazie davvero ad Alessandro. Noi continuiamo a parlare di furti, però ci spostiamo nel Vicentino, così diamo anche modo al vice sindaco poi di spostarsi. Una scia di furti lungo la riviera Berica. A Longale il sindaco cerca di reagire con la polizia locale a presidiare il territorio. Anche questo, intensificati i controlli in Borghese. Sentiamo. Il comune di Longare è sotto assedio dai ladri quasi quotidianamente. Gli ultimi episodi segnalati solo ieri negli appartamenti di via Istria. I malviventi sono entrati dalle terrazze forzando porte e finestre di queste abitazioni poco sopra il centro del comune. Anche le frazioni di Costozza e Lumignano sono battute ciclicamente dai predatori. Si tratterebbe di bande di professionisti che battono l'intera riviera Berica, alla caccia soprattutto di oro e preziosi. Cercano principalmente beni preziosi quale per esempio ori piuttosto che denaro in contante. Ecco, quindi la raccomandazione che si cerca di rivolgere costantemente ai cittadini è quella di non conservare nulla all'interno delle abitazioni e di mettere al sicuro e al riparo questi beni. Il sindaco ha messo in campo tutte le risorse a disposizione, ma i ladri si fanno sempre più spregiudicati. Aggirano le telecamere di videosorveglianza delle principali vie di accesso, ma colpiscono anche la presenza di pattuglie delle forze dell'ordine schierate sul territorio. Per questo il sindaco annuncia un cambiamento di strategia. Abbiamo messo in atto tutte le misure di prevenzione possibile, dai controlli con la polizia locale, controlli capillari all'interno dei quartieri, anche attraverso il sistema appunto dei agenti in borghese, in modo da non dare sempre all'occhio, dare un motivo di messaggio ai ladri. Cerchiamo di fare sia la presenza costante, ma anche attraverso indagini in borghese speriamo di riuscire a poter dare un contributo positivo.
Misure di prevenzione utili ma non determinanti. Per contrastare invece drasticamente il fenomeno, per il sindaco è indispensabile un deciso cambio di rotta per quanto riguarda la normativa vigente. È chiaramente un problema che non si può risolvere in nessuna maniera se non cambiando la norma a livello legislativo. Su questo deve esserci una chiara e evidente presa di consapevolezza da parte del governo che questo è un problema che va affrontato cambiando la norma e garantendo una pena certa. Fino a tanto che questo non succederà, il problema potremo mettere in atto tutte le misure possibili, ma non lo risolveremo. I cittadini di Longare confermano lo stato di assedio da parte dei ladri, molti però rassegnati preferiscono non denunciare i furti subiti. Servono soluzioni incisive più drastiche, dicono i residenti. È preoccupante, continuano. È preoccupante sì, perché non si può fare niente e quindi anche se prenono cosa fanno? Anche stanotte sono stati qua in via di Gessi, qua, che è parte qua. Anche in via Masemini, qua, sempre qua, costruita qua, Longare. Non ci si salva, che cosa vengono a rubare? Non so cosa si ruba, quel che trova porta via, insomma. Ecco. È una situazione che non si può più sopportare. Esatto, mi ho detto che il sindaco, ma anche il sindaco che ha fatto delle cose, ma cosa ha avuto? I carabinieri gira anche ai vigili, ma viene a ciapparli e portarli non so dove. Intorno a casa mia sono andati dappertutto. Che zone? Qua dietro, proprio dietro al comune, quella zona lì residenziale. Sono case a schiera e io sarà perché ho l'entrata davanti, sarà perché non lo so. Finora sono una delle poche che non ha avuto visite. Ed è stata una brutta esperienza, anche perché era sotto le vacanze di Natale, anche nel mio caso a mezzogiorno. Non è stata un'esperienza piacevole tornare a casa e trovarsi disastro in casa. Ecco. I cittadini si sentono soli o si uniscono, chiedono più telecamere, più carabinieri, però anche questo sembra non bastare. No, non è che la repressione e la polizia può fare tutto, è impossibile, non può essere ovunque. Quindi la soluzione è a monte, insomma. Io non sono quello deputato a trovare la soluzione, ma sicuramente non è chiudersi in casa la soluzione. Ed ora parliamo subito con l'altra ospite che ci ha raggiunto, Paola Roma, il sindaco di Ponte di Piave. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. E parliamo della violenza alle donne, insomma ne abbiamo parlato davvero tanto in questi giorni, ma non è davvero mai tanto parlare di iniziative che sono promosse dalle associazioni, promosse dai comuni. E c'è un'iniziativa particolare che è quella insomma, delle panchine, però la cosa che più insomma, ci ha davvero stupito in maniera positiva è il fatto che queste panchine rosse sono state ristrutturate grazie al comune e anche ad una mamma che si è resa disponibile. Magari vediamo anche le immagini. Sì, allora nasce questo progetto lo scorso anno quando dei ragazzi all'interno del progetto Ci sto a fare fatica dei giovani hanno voluto proprio in questa panchina posta vicino alla nostra caserma dei carabinieri, che ringrazio, andare proprio a installare lì questa panchina e a dare il via diciamo a questo. Poi dovendo quest'anno ovviamente procedere alla manutenzione della stessa, abbiamo ricevuto l'opportunità di una mamma, la mamma di Leonardo, la signora Francesca, che appunto ci ha dato la disponibilità dicendo beh, se volete mi presto proprio per ridisegnare quello che era la scritta all'interno e anche di lanciare proprio all'interno il numero 1522 che chiaramente va ovviamente anche a sensibilizzare questo. Abbiamo colto con favore proprio questo perché ha messo insieme non solo i nostri operai comunali, quindi Fausto e Thomas, che naturalmente hanno proceduto proprio alla parte di restauro della panchina, ma anche la signora Francesca, questo nello spirito di una comunità che si prende cura. È partito appunto con i ragazzi nel progetto Ci sto a fare fatica lo scorso anno, viene proseguito appunto da una mamma, di una giovane mamma, e poi ovviamente questo va all'interno proprio di progettualità che l'amministrazione ha inserito. Voglio ricordare che anche nella giornata contro la violenza sulle donne il Comune di Ponte di Piave ha dato la possibilità, grazie alla collaborazione con l'ILT ma anche a Castelmonte, di offrire ai cittadini e alle cittadine di Ponte di Piave degli screening gratuiti, quindi nel municipio
municipio Porte Aperte, in cui oltre all'esame legato alla pressione, quindi ai vari valori, abbiamo promosso con Avis e Aido comunali l'opportunità del dono e quindi di avere questo, in collaborazione anche con gli studenti dell'Istituto Obici. Infatti le ragazze dell'Istituto Obici si sono prestate proprio ad accompagnare anche le nostre cittadine all'interno delle sale del comune, che sono diventate degli ambulatori con dei medici della LILT che hanno garantito a un centinaio di cittadini chiaramente questo screening. Ecco, hanno risposto in maniera insomma massiccia i cittadini a questa iniziativa. Sì, è un'iniziativa che ha portato circa 100 cittadini, suddivisi appunto tra le visite programmate all'interno di LILT nel municipio e poi ovviamente anche agli screening gratuiti che sono stati effettuati proprio fuori dal municipio, all'interno naturalmente anche di un'ambulanza in cui anche potevano visionare quali erano anche le apparecchiature e anche l'utilizzo del BLSD proprio legato anche a questo, e questo va ad inserirsi proprio in tutte quelle attività di prevenzione che poi vengono fatte in collaborazione anche con altre associazioni, Amici del Cuore, Amiche per la Pelle, ma anche ovviamente Avis e Aido comunali, che all'interno di queste manifestazioni con le quali collaboriamo vanno a promuovere anche la scelta consapevole del dono, ovviamente facendolo assieme e cercando di arrivare anche ai più giovani. Per i ragazzi dell'Istituto Obici c'è appunto stata l'opportunità non solo di avere un primo assaggio di questo, ma anche di valutare l'opportunità di fare quei progetti che si chiamano PCTO, nei quali i ragazzi possono entrare all'interno dei nostri enti e chiaramente eseguire lì all'interno di una convenzione con la scuola la loro opportunità proprio di mettere insieme l'alternanza scuola-lavoro. Ecco, abbiamo parlato di panchine, fra l'altro poi una cosa, e come mai questa mamma si è resa disponibile? Perché è una domanda che volevo farti. Ma passando di là e vedendo i nostri collaboratori diciamo operare proprio per questo, ha dato la sua disponibilità dicendo: se avete bisogno presto la mia mano nel poter chiaramente andare poi a disegnare e a riscrivere quello che c'era. Quindi noi abbiamo accolto questo perché è chiaro che ognuna di questi interventi, ogni soggetto è parte proprio della nostra comunità, tra tutte le organizzazioni, le associazioni di volontariato, i volontari che molto ci aiutano anche nella cura del verde piuttosto che in altre attività di trasporto degli anziani eccetera. Anche questo insomma ci è sembrata un prendersi cura della propria comunità. E ricordiamo che queste panchine non sono panchine così, sono panchine simbolo, lo hai detto tu prima, c'è un numero di telefono che è fondamentale, il 1522 è il numero per antiviolenza e stalking, con il quale chiaramente grazie alle forze dell'ordine, grazie alla collaborazione con l'azienda sanitaria, il pronto soccorso, ma anche ovviamente al tavolo provinciale che c'è legato a questo, andiamo a sensibilizzare chiaramente i nostri cittadini, ovviamente non solo in quella che è la violenza, non solo quella fisica ma anche quella verbale e quindi poi anche psicologica, però diciamo che è una di quelle iniziative che ci unisce. Fra l'altro purtroppo sappiamo insomma ancora troppi casi di violenza, non parliamo solo di femminicidi perché la violenza all'interno delle mura domestiche è un fenomeno che è in crescita e purtroppo insomma bisogna cercare di dare una mano alle donne o anche agli uomini. Abbiamo parlato in un'altra edizione insomma che a volte magari i casi sono molto minori, è il contrario, l'uomo che viene magari aggredito dalla donna, comunque in tutti questi casi insomma ci sono le istituzioni, ci sono le associazioni, ci sono le autorità che seguono poi le vittime di violenza e quindi è importante assolutamente denunciare, l'abbiamo detto più volte. Da panchina a panchina, perché domenica prossima ci sarà l'inaugurazione di un'altra panchina. Sì, la panchina della legalità è un progetto che come amministrazione comunale vogliamo fare itinerante. Quest'anno partiamo da San Nicolò proprio in occasione del patrono che è la prossima settimana e andremo a inaugurare questa panchina legata proprio alla legalità intitolandola Cristina Pavesi, una vittima innocente di mafia. Abbiamo voluto farlo proprio perché il nostro comune ha aderito già nel 2011 ad Avviso Pubblico e da lì poi anche con Libera vogliamo promuovere questa cultura della legalità che siamo riusciti a fare grazie alla collaborazione anche di giovani ragazze appartenenti anche al gruppo Scout e in particolare proprio per cercare di sensibilizzare rispetto a questo e vorremmo che in ogni frazione anche nel capoluogo si andasse proprio a fare un focus rispetto a questo. La panchina è un simbolo ma poi ovviamente andremo a presentare dei libri correlati nel giro proprio dei prossimi mesi e dare anche quei segnali legati proprio ai giovani e che siano proprio loro anche a
a far emergere un qualcosa che esce all'interno del loro territorio. Abbiamo voluto partire con Cristina Pavesi proprio perché all'interno del nostro territorio, dicevo prima, è stato fatto un percorso grazie a delle ragazze, degli scout che hanno anche seguito dei campi di Libera sui quali si sono proprio confrontate rispetto a questo, e proprio seguendo anche quella che era la volontà di una di loro, Angelica Furino, che è una nostra giovane concittadina, abbiamo voluto con la consigliera comunale Vanessa Modulo procedere a questo. Mostriamo proprio le immagini di allora, di quell'evento tragico in cui aveva perso la vita questa giovane studentessa. Esatto, noi vogliamo ricordarla proprio perché per ricordare quello che è accaduto a lei ci sia sempre più volontà, non solo nelle istituzioni ma nel semplice cittadino, anche di percorrere questa strada legata ovviamente al rispetto delle regole, alla legalità, ma soprattutto anche al momento in cui ci sono delle situazioni particolari, immediatamente informare le autorità preposte e chiaramente lavorare perché ci sia sempre una società legata alla legalità. Crediamo che partire proprio singolarmente con questo progetto dalle frazioni, in particolare San Nicolò è la più piccola e va proprio ad inserirsi all'interno di una giornata in cui si ricorda il patrono della città e quindi l'associazione Insieme San Nicolò organizza questo momento, vogliamo proprio partire dalla più piccola per promuovere questo percorso che poi sicuramente va ad inserirsi poi all'interno di un percorso scolastico che già i ragazzi legati alla legalità fanno all'interno del nostro istituto comprensivo. Ecco, prima dicevi partiamo da Cristina Pavesi per dopo continuare. Per dopo continuare, per farlo all'interno proprio di tutte le frazioni ed arrivare infine poi al capoluogo, ma di essere noi, cioè le istituzioni che si spostano, arrivano nelle frazioni, vanno a raccontare queste storie direttamente ai cittadini e cercano di sensibilizzare soprattutto su questi temi che riguardano anche tutto quello che è il lavoro della pubblica amministrazione, perché parlare di avviso pubblico a cui anche il nostro comune aderisce significa dare anche un aspetto di legalità rispetto anche a tutti quei bandi, a tutte quelle attività che l'amministrazione pone in essere anche con i propri uffici, rispetto ovviamente anche alle più piccole cose che possono essere l'acquisto di materiali e quindi anche avere una legalità legata a questo aspetto, ma anche per i giovani, e lo abbiamo fatto anche grazie alla collaborazione con la Guardia di Finanza, andare a spiegare cosa significa anche scaricare dai siti delle musiche che chiaramente vengono scaricate in chiavetta non autorizzate e che magari all'interno di un autoveicolo che viene fermato dalla Guardia di Finanza ci si ritrova naturalmente con questa musica che non è controllata, che non è lecita e che sostanzialmente anche questo è un reato, e quindi anche dalle piccole cose, dei piccoli insegnamenti sono degli atteggiamenti, una maniera di fare cultura che permette anche di avvicinarsi e di capire cosa può succedere nel momento in cui si infrangono determinate norme, e quindi diciamo vuole coinvolgere non solo la frazione la più piccola di San Nicolò ma tutte le nostre frazioni, Levada, Negrisia e Busco, e poi ad arrivare naturalmente al capoluogo Ponte di Piave. Quindi in ogni frazione ci sarà una panchina dedicata a una vittima di mafia. Siamo partiti naturalmente con Cristina Pavesi e vogliamo poi continuare questo processo all'interno di tutto il territorio. Era una delle cose che volevamo fare all'interno del nostro programma di mandato. Avevamo iniziato con degli interventi che erano proprio posti in essere assieme a Libera e assieme appunto a queste ragazze del nostro territorio, e vogliamo dare loro voce anche per i campi che Libera organizza nel territorio, ma anche parlare di quella cultura della legalità legata ad avviso pubblico che permette anche a noi amministratori naturalmente di spiegare anche ai cittadini quali sono le norme e a quali norme noi ci confrontiamo ogni giorno. Chiaramente farlo con Cristina Pavesi è un inizio, perché poi vorremmo chiaramente andare poi nei prossimi mesi a raccontare la sua storia proprio nella frazione, quindi l'istituzione che si sposta nel territorio proprio per creare questa cultura. E verranno coinvolti i giovani, gli studenti? Certamente verranno coinvolti loro, perché proprio all'interno di questo percorso, all'interno del percorso della legalità che loro fanno all'interno del nostro istituto comprensivo, si va a collegare anche questa attività dell'amministrazione che va a legarsi anche alla popolazione più adulta, ma anche alle famiglie, a capire come nel proprio piccolo ognuno di noi nel proprio territorio può dare una mano alla legalità, ma soprattutto può aiutarci anche in quelle che sono le corrette modalità nel porci chiaramente anche rispetto a quello che ogni giorno possiamo avere a che fare nella vita quotidiana di ognuno di noi. Ecco, noi siamo arrivati quasi al termine, devo chiudere con la pubblicità fra poco e poi ovviamente abbiamo un'altra mezz'ora per parlare però di prevenzione dei tumori al seno con le amiche per la pelle. Prima volevo chiedere, insomma, tante le iniziative che coinvolgono i comuni su più fronti.
Sì, sicuramente su più fronti che vanno ovviamente ad indagare su diverse situazioni, perché la comunità educante è fatta da una serie di interventi all'interno delle scuole, nelle educative di strada, poi all'interno delle nostre strutture, ma un'altra iniziativa che abbiamo voluto fare è proprio con i fondi legati al 5 per 1000 dei nostri cittadini, che vanno a legarsi a un'opportunità di restituire un po' ai nostri cittadini in un momento particolare, che siano essi minori o persone chiaramente con delle disabilità, l'opportunità di contribuire per una parte con chiaramente una contribuzione legata alla domanda di invalidità civile, in particolare con il costo del certificato medico, e quindi a reinvestire questi fondi del 5 per 1000 non solo per le persone con patologie oncologiche, ma anche con le gravi patologie, quindi legate anche a malattie rare o a situazioni legate a SLA o Parkinson, che possano permettere chiaramente di dare una risposta. Abbiamo deciso di utilizzare parte di questo 5 per 1000 per il gruppo Insieme, Luciana e Maria, per l'attività di trasporto che fanno il nostro territorio, una parte per darla alle scuole in quel progetto integrato in quarta e quinta elementare, quindi primaria, legata proprio allo spazio di ascolto che garantivamo solamente alla secondaria di primo grado, e in questo caso significa anche dare delle risposte a chi ovviamente ha una situazione di fragilità in questo momento, ha sicuramente un costo legato anche ad un certificato che è a pagamento rispetto a questo, ma a reinvestire questi fondi dei nostri cittadini per dare una solidarietà diffusa. Infatti il progetto si chiama Solidarietà diffusa, legata ovviamente ai nostri cittadini che hanno delle difficoltà in un momento particolare della loro vita, in particolare sia per le persone anziane ma anche per i minori, quindi un investimento di quanto hanno deciso i nostri cittadini di investire, che vada proprio per chi ha un momento di difficoltà. Io ringrazio davvero Paola Romasma, perché davvero tante iniziative e tanti sacrifici anche da parte dei comuni per attivare queste iniziative che coinvolgono da una parte i cittadini e dall'altra parte anche gli studenti del territorio, e quindi ringrazio davvero Paola Roma per essere stata con noi, per averci raccontato tutto questo. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicità. Grazie davvero Paola. Grazie a voi, buona domenica. Una breve pausa pubblicitaria e torniamo qua in studio. Siamo tornati nuovamente in studio e parliamo ora della stagione sciistica delle Dolomiti, perché grazie alle basse temperature dei giorni scorsi sono stati davvero in molti a Cortina ad allacciarsi gli scarponi. Il cielo è azzurro e il sole splende sull'avvio della stagione sciistica nelle Dolomiti. Nonostante l'assenza di precipitazioni nevose, si torna a sciare su neve artificiale in alcune piste dei comprensori di Falcade e San Pellegrino e a Cortina, dove da oggi si sono allacciati gli scarponi in Faloria e a Pietofana, in aggiunta all'apertura dello scorso 23 novembre di Colgallina in Falzarego. Grandi le aspettative per quello che è l'indotto numero 1 del turismo invernale nelle Terre Alte a un anno dall'evento olimpico. Le aspettative sono buone, se non buonissime. Siamo partiti con la parte alta una settimana prima delle previsioni, quindi direi benissimo. La necessità di sciare su neve artificiale non sembra aver scoraggiato l'affluenza degli sciatori in arrivo da tutto il mondo per sfrecciare sulle piste incastonate tra i colossi dolomitici, e lo stesso discorso vale per l'aumento del prezzo degli ski pass, ovunque compreso tra il 3,7 e il 5,2%. Ad esempio servono 83 euro per un giornaliero all'interno del comprensorio Dolomiti Superski e quasi 1.000 per uno stagionale, cifre che lo rendono il più caro d'Italia a fronte dell'offerta, neve permettendo, dei suoi 3.000 km² di superficie e 1.200 km di piste, un primato senza eguali a livello mondiale che ogni anno richiama più di 3 milioni di sciatori. Negli ultimi anni siamo sempre andati in salita, quindi ci aspettiamo anche quest'anno di crescere. Per
all'apertura ufficiale dei restanti comprensori si dovrà attendere il 5 dicembre, dove, come da tradizione, l'avvio della stagione invernale coinciderà con il Cortina Fashion Weekend, una stagione più che mai all'insegna dell'accoglienza e dell'inclusività, anche alla luce dei recenti scandali che hanno rischiato di gettare ombre sull'offerta turistica bellunese. Neanche da mettere in dubbio, noi accogliamo tutti e siamo ben felici che vengano tutti a poter ammirare la valle, che è uno dei posti più belli del mondo. E c'è grande entusiasmo da parte degli sciatori per la riapertura degli impianti. Abbiamo raccolto per voi alcune testimonianze tra chi ha affrontato la prima sciata della stagione. Sentiamole. Siamo a Cortina per la riapertura della stagione invernale 2024-2025, riapertura degli impianti. La colonnina di mercurio segna 2 gradi sopra lo zero, condizioni che hanno consentito agli sciatori di tornare in pista. Prima sciata dell'anno? Molto bene Cortina, wow, bella giornata. Olimpiade della Tufana numero 1. Prima giornata qua, bellissima, adesso basta perché siamo stanchi, neve fantastica, bellissimo sole, speriamo nelle nevicate adesso, tutto qua. Neve perfetta, le montagne che si stagliano, una roba incredibile veramente. Insomma dai, ci accontentiamo, per essere novembre, piuttosto niente. Prima sciata, com'è andata? Benissimo, grazie. Bello, bellissimo. La neve com'è? Perfetta. Com'è andata? Bene, adesso siamo in cambio assetto, prendiamo la tavola da snow e proviamo anche la prima sciata con lo snow. La neve era bella, dura e mantiene fino al pomeriggio. Prima sciata dell'anno. Com'è andata? Molto bene, bellissima neve, bella temperatura e neanche troppe persone. Bella, devo dire, molto bella anche se sparata. È bella, hanno sparato bene e anche caldo. Ma non vedevo l'ora. Com'è la neve? La neve è bene, speriamo ne faccia di più nei prossimi giorni. Aspettative per quest'anno? Aspettative devono essere positive per forza. L'aspettavamo da tempo. E è stupendo, come fosse la prima sciata della vita. La neve è bellissima. Aspettative per quest'anno? Io ho la stagionale, spero di sciare, sono pieno di acciacchi anch'io, ma comunque si va, oggi bene, molto bene. Dunque ora parliamo di prevenzione, lo avevamo annunciato anche prima con le amiche per la pelle e vi presento subito, ma la conoscete già, Manuela Tonon, presidente. Buongiorno a tutti. E Valentina Donadi che è vicepresidente, sempre Amiche per la Pelle, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, lo vedete, ci sono i calendari, Eccolo ma qua. mostreremo alcune immagini, le abbiamo anche noi, il nuovo calendario. Facciamo parlare Valentina, perché Valentina, lei che lo pensa. il nuovo calendario, ci spieghi qualcosa? Nuovo calendario, intanto partiamo dal titolo che è essenziale. È essenziale perché abbiamo pensato che dovevamo ritornare un po' a capire quello che era veramente importante, come quando abbiamo una malattia o comunque un evento importante nella nostra vita. E lì c'è hai una scossa e quindi dici ma scusa io mi perdo a volte a cercare l'inutile e invece dobbiamo ritornare a capire cosa veramente ci serve e quello che è importante per noi e ci fa stare bene, quello che ci fa poi stare bene. E quindi siamo partiti con i 4 elementi insomma che abbiamo bisogno, di cui abbiamo bisogno nella nostra vita, quindi terra, fuoco, acqua e aria, perché senza di loro non potremo vivere. E quindi siamo partiti da questo, dal titolo soprattutto ringraziamo sempre Silvia, la nostra fotografa, Silvia Capelletto che è di Venezia, perché con lei io insomma costruiamo veramente il calendario con lei e poi lei la fotografa, quindi blocca e ferma quel momento dove le nostre donne si prestano sempre molto volentieri a fare la foto perché per noi è comunque un'esperienza la fotografia. E vogliamo dirlo perché magari non tutti ancora lo sanno, noi tanto continuiamo a vedere qualche immagine del calendario. Chi sono le protagoniste di questo calendario? Insomma, le protagoniste sono le nostre pazienti, sono tutte donne che sono state operate al seno di tumore, pazienti oncologiche e nella loro ripresa, quindi a volte c'è chi arriva e non ha ancora oltrepassato, c'è chi l'ha già passato da qualche anno, però
Insomma, sono tutte donne che nella loro vita hanno incontrato il tumore al seno, quindi questo è il loro percorso. Da qui, e quando poi si rivedono nella foto, capisci anche che quello che c'è stato è stato, ma c'è anche una bellissima ripresa poi, insomma, perché lo vediamo, sono bellissime. Certo, vabbè, nelle foto si vede che, e anche con Silvia e questa è la fotografa. Sì, la fotografa. Cerchiamo di tirar fuori il meglio di loro e di evidenziarlo. Molto spesso non si truccano, io le sgrido anche, perché invece io sono quella che insomma si prende cura proprio del loro aspetto fisico. E questa foto ce la raccontate? Qua abbiamo fatto degli eventi, perché è bello anche quello, ci chiamano, insomma ci credono. Io vedo nella foto vedo il sindaco di Spresiano. Il sindaco matto, dico io, Marco Della Pietra, e quello è il parroco di Lovadina. Don Massimo, non mi ricordo il nome. Abbiamo fatto, era a giugno, lì hanno fatto un evento, diciamo, dedicato a noi per raccogliere fondi, sì. E questo ci dà tanta soddisfazione, perché c'è sempre tanta allegria quando arriviamo, insomma, ci piacciono sempre i sorrisi, e poi ogni piccolo aiuto ecco, qua siamo noi sempre quando facciamo festa, quando siamo in giro, tu vedi sempre sorrisi, e questa è la cosa che mi piace di più sottolineare. Adesso per esempio questo calendario, la realizzazione di questo calendario è finalizzata. Ecco, ha un obiettivo importante. Assolutamente sì. Allora noi siamo sempre, diciamo, in movimento, però quest'anno è finalizzata all'acquisto di un macchinario che abbiamo già acquistato con diciamo con un impegno finanziario importante, quindi abbiamo fatto un finanziamento con la banca, un macchinario che serve a dare beneficio diciamo, ai disagi che arrivano con la menopausa, e quindi menopausa quindi vogliamo naturale, spiegare, ecco. Sì, oppure menopausa indotta, che arriva anche tramite farmaci per chi fa, diciamo, per chi fa la chemioterapia. Allora cosa succede? A livello ginecologico, e questo dico sempre una cosa di cui non si parla, ma di cui tutte dai 50 anni più o meno, o comunque le pazienti oncologiche soffrono di questo. Allora cosa succede a livello ginecologico? Si soffre di secchezza vaginale, di microabrasioni, dolore, perché tante volte ci sono signore che non riescono ad andare in bicicletta perché hanno problemi ginecologici. Ci sono anche piccole perdite, che può succedere anche quello, e non sto dicendo niente di male. E questo macchinario aiuta, diciamo, a... Ne abbiamo già uno che ha un altro sistema, questo qua adesso abbiamo acquistato uno con l'ossigenoterapia e l'ozonoterapia, e serve in tantissimi casi. Noi adesso abbiamo già fatto delle prove con delle signore che erano ringalluzzite, diciamo così, abbiamo testato, e adesso nei prossimi giorni arriverà, e quindi abbiamo delle persone qualificate che lo utilizzeranno naturalmente, e voglio dirlo, io a volte lo dico anche ai medici di base, chiedete, ma si trovano anche loro un po' imbarazzati a chiedere, dice le donne non parlano, e invece, signore, è un problema che si può risolvere, è inutile anche stare male, perché si sta male. L'ho detto anche davanti a un prete una volta, ho detto, vero, che se le signore stanno bene sono contenti anche i mariti, perché io e Valentina abbiamo visto... Certo, quindi questo macchinario aiuta insomma, a risolvere determinati problemi ed è fondamentale, quindi la raccolta di fondi di questo calendario serve a questo. Costa 20.000 ogni anno c'è un obiettivo diverso. Assolutamente sì. Ecco. L'associazione, diciamo, è sempre in movimento, ho visto prima Paola a Roma, ma non riuscivamo a sentire fuori prima. Abbiamo chiuso anche noi con giovedì sera una tornata, diciamo, di incontri sul tema della violenza, alla quale siamo sempre molto vicine, diciamo. Abbiamo fatto anche un bel incontro alla NAIS, abbiamo fatto a Porto Boffolè, abbiamo fatto a Spresiano con il sindaco di Spresiano, ecco, a Oderzo, e il tema della violenza, anche quello sembra sempre lontano da noi, invece purtroppo succede. Abbiamo trattato in uno di questi incontri anche del tema della violenza, diciamo, economica, nel senso che tante volte le donne sono a casa, non hanno l'indipendenza economica, non lavorano, e quindi diventa ancora più difficile poter uscire di casa. E naturalmente abbiamo avuto Elisabetta, che è stata ospite anche qui con noi, che è bravissima sempre. Ecco, una cosa che io vorrei dire, che l'ha detta lei tante volte, però se non lo dice glielo richiedo, il fatto che
quando una persona, che sia il convivente, che sia il marito, si rivela pericoloso, si rivela che fa del male, insomma, violento, viene denunciato, poi molte volte la denuncia viene ritirata perché sì, non faccio più, cambio, boh. Le forze dell'ordine riescono a fare fin là, quindi magari viene decretato che deve stare a 500 metri a 1 chilometro, quello che è di distanza. E lo ha detto proprio Elisabetta, a un certo punto lei è stata accompagnata, è stata, tra virgolette, rinchiusa in una casa famiglia, che per fortuna ci sono strapiene, che lo so, però ci sono. Però a me quello che ha fatto male è stato sentir lei che diceva: ma perché io, che sono la vittima, devo essere rinchiusa in una casa, non poter vedere mia mamma, nessuno sapeva dov'ero, e lui, che è quello che fa del male a me, è libero di camminare. A me questa cosa veramente ha dato tanto da pensare. Purtroppo di strada anche a livello giudiziario probabilmente ce n'è da fare, però insomma tante sono le iniziative che si stanno attuando. Assolutamente sì, e guai, il 15-22, il centro antiviolenza, lei lo dice sempre, Elisabetta, la porto sempre, diciamo, nel cuore, perché insomma ha raccontato proprio a cuore aperto e racconta sempre la sua storia. E lei è una donna, la vogliamo ricordare, una donna che non solo ha subito violenza, perché io la ricordo, l'abbiamo avuta qua ospite da me in una prima edizione, è stata vittima di violenza da parte del marito, e poi dopo che si era rifatta una vita, perché mi ricordo la storia, perché mi aveva colpito, è stata colpita da un tumore al seno. C'è proprio una correlazione, una ricerca che è stata fatta, che dopo diciamo eventi traumatici o comunque chi ha subito violenza, tante volte dopo alla fine arriva, però se ne può uscire. E quindi noi, questa è la cosa, il messaggio importante è che se ne può uscire, ma l'altro messaggio importante di cui vorrei parlare con voi, oltre al calendario, è la prevenzione, perché è vero che se ne può uscire, è vero che insomma prendendolo in tempo le cose si possono sistemare, però è anche vero che la prevenzione è fondamentale per non rischiare insomma la propria vita. Assolutamente sì, noi ne parliamo sempre, lo diciamo sempre, di fare prevenzione, di cercare. Ormai la mia frase, fate a meno di un paio di scarpe ma fate prevenzione, ragazzi, è sempre valida, perché purtroppo arriva, ma arriva anche sempre prima, sempre in età inferiore, quindi in età più giovane, quindi sappiamo ci sono ragazze molto giovani che hanno il problema, però se è preso in tempo lo sappiamo che insomma si può combattere, si deve assolutamente combattere, strutture ci sono e quindi bisogna approfittare. Anche una visita verso i 20-25 anni ci va benissimo, il medico poi insegnerà l'autopalpazione, ecco una cosa magari che non viene tanto neanche insegnata probabilmente. Ricordo Isabella, che è stata anche qui ospite, lei si è accorta, ecco che è qua nei nostri, abbiamo fatto anche il segnalibro con Isabella, e lei ha imparato tramite un incontro che ha fatto a scuola, dove spiegavano le ragazze di 19 anni a fare l'autopalpazione. E l'autopalpazione le ha salvato la vita, perché Isabella è qua, adesso guarda, prima c'era Cortina, lei adesso si è laureata, perché aveva 20 anni, si è laureata e sta lavorando a Cortina, anche molto felice, quindi non so se ci sta vedendo, però siamo molto contente perché l'abbiamo accompagnata, ci chiama zie. Ecco, e quindi per noi questo è un orgoglio. Quindi vogliamo magari raccontarlo, giusto per far capire un po' a tutti i telespettatori, tante le iniziative che vengono fatte da Amiche per la Pelle, perché insomma il calendario è una delle tante, la prevenzione, il girare, il diffondere, la prevenzione è un'altra, però avete anche davvero tante iniziative. Allora, anche ottobre è stato un mese tanto impegnativo, abbiamo fatto tante serate, quest'anno addirittura anche una giornata di visite gratuite dal dentista, perché le chemioterapie possono portare dei danni anche alla bocca, anche comunque le terapie, poi anche la pastiglia che prendiamo, e quindi visita dal dentista, poi le visite al seno, poi le visite ginecologiche. Le donne non solo nel momento difficile dell'intervento,
ma soprattutto il dopo, perché anche il dopo non è semplice. Certo, poi abbiamo il nostro psicologo di riferimento che è il dottor Mirko Casteller, che viene da noi e quindi vede, dirò, e mi piace dirlo, ricordarlo ogni volta, vede sì tante donne, però vede anche i familiari e tanti ragazzi e ragazze, che purtroppo anche quello per noi è un problema che ci sta tanto a cuore. Ci sono tanti ragazzi che dopo il Covid hanno problemi, non stanno bene, diciamo, comportamentali, ecco, si sentono più soli, stanno da soli, purtroppo il telefono è la malattia, è la peggior cosa che si possa avere, purtroppo questa è la realtà, però il Covid, la solitudine del Covid ha fatto tanti danni, e quindi cerchiamo di stare vicino a questi ragazzi. Tornando ai ragazzi, guarda, adesso non mi ricordo che giorno era, un po' di giorni fa, insomma prima del 25, abbiamo fatto con il Comune di Oderzo. Il Comune di Oderzo ha promosso una giornata, diciamo, sulla violenza, e c'erano tutte le quinte superiori, diciamo, del comprensorio. È stata una giornata bellissima, alla fine di tutto, perché comunque c'erano medici, tecnici, c'era il commissario Gramauta, giusto, della Polizia di Treviso, e c'era Elisabetta, anche lì, che ha parlato. E alla fine, quando ha parlato lei della sua esperienza, non c'era una mosca che volava, e le domande dei ragazzi sono state quasi tutte per lei, quindi è segno che vogliono capire, e senza colpevolizzare nessuno, però c'è bisogno di andare, insomma, per le scuole e parlare con i ragazzi, perché sono il nostro futuro, quindi ragazzi e ragazze, ci teniamo molto. Insomma, Associazione per la Pelle che opera a 360 gradi, non solo. Guarda, stiamo facendo anche un corso di inglese. Non solo nella prevenzione, non solo ogni tanto ci viene in mente qualcosa, ma insomma anche sono impegnate nella violenza alle donne, nel coinvolgere i giovani e veicolare dei messaggi che sono fondamentali sia sulla prevenzione che sulla violenza. Volevo, se mi lasci, abbiamo ancora un minuto, l'ultima cosa, il 12 e il 13 dicembre ci sarà il Welfare Day promosso da Veneto Welfare, Regione del Veneto. Noi ci saremo. Vogliamo spiegare intanto di cosa si tratta? Allora, la Regione del Veneto promuove con queste 2 giornate diciamo, le buone pratiche, fa conoscere, promuove, cerca di far capire anche quali sono le potenzialità del welfare aziendale, e che anche noi abbiamo progetti, diciamo, in questo senso. E quindi è una cosa, come posso dire, molto bella poter usufruire dei fondi messi a disposizione e dalle aziende, perché comunque è promosso, diciamo, a livello governativo, e dalle assicurazioni, perché molti hanno polizze assicurative, e la Regione promuove e ricerca quello che sono le buone pratiche, ecco. E quindi poi lo vedremo anche, sicuramente ne darete notizia anche voi, e noi ci saremo, insomma, come associazione, proprio anche con i nostri progetti. Io intanto ringrazio davvero Manuela e Valentina per averci spiegato, perché è sempre, se ne parla, ma sempre troppo poco. No, ma diciamo che devono comprare il calendario. Il calendario si trova dove? Il calendario si trova allora sul nostro sito, su Facebook ci sono tutte i vari luoghi, punti di distribuzione. E se no basta andare sulla pagina Facebook, magari mandare una mail, vi diciamo noi dove ci sono, o venite a trovarci, siamo a Oderzo, Piavon di Oderzo, e noi vi diamo il calendario. Perfetto, allora io non so se la regia riesce, prima di chiudere, così vediamo queste immagini bellissime, ne abbiamo parlato prima con il vice sindaco di Treviso, del villaggio di Natale di Piazza Rinaldi, che è stato inaugurato ieri. Oggi vi ricordo l'accensione dell'albero in Piazza dei Signori, altro momento emozionante, altro momento bello, che poi, insomma, unisce un po' tutti i cittadini. L'albero, la cerimonia sarà alle 18 in Piazza dei Signori. Se riusciamo con la regia a far vedere invece l'inaugurazione ieri del nuovo mercatino a Piazza Rinaldi.
Le musiche del Natale, l'odore di cioccolata calda e di vin brûlé, il mercato dell'artigianato, i prodotti della terra in bella mostra. Piazza Rinaldi si veste a Natale e quest'anno diventa uno dei punti di forza del programma trevigiano. La Cenerentola delle piazze, Piazza Rinaldi meno di passaggio, ma valorizzata quest'anno con il nuovo villaggio di Babbo Natale. È poco di passaggio perché non è accessibile alle auto e quindi è in una posizione, diciamo così, un po' complessa per il passaggio, ma noi siamo contenti di fare questa attività e siamo sicuri che sarà la prima quest'anno, ma il prossimo anno riusciremo anche a estenderla. Siamo sicuri che i bambini si godranno questo momento. Babbo Natale è sempre presente, ci saranno tanti spettacoli e godiamoci questo Natale. Un mercato di Natale a cielo aperto, reso ancora più unico dal suggestivo videomapping proiettato sulle pareti di Palazzo Rinaldi al calar del sole. Una prima edizione con l'inaugurazione del villaggio salutata da tantissimi trevigiani, a cui è arrivato anche il plauso del mondo del commercio. Il palco, le luci, questi momenti nei quali si richiamano le famiglie, i bambini, lo spettacolo, è un'attrattiva in più per la città. Nulla toglie e semmai aggiunge, e lo fa in un clima, in un contesto che è molto adatto a questo villaggio di Natale e credo che insomma la coreografia lo confermi. L'inaugurazione nel giorno in cui il mercato settimanale di Treviso raddoppia, con l'apertura dei banchi non solo al mattino ma anche al pomeriggio. Nelle prossime ore l'accensione dell'albero di Natale in Piazza dei Signori, ma è qui, proprio in Piazza Rinaldi, che i più piccoli potranno venire a conoscere Babbo Natale. Bene, siamo al termine di questa nostra prima edizione, poi vi ricordo questa sera ovviamente il nostro telegiornale 19:30, l'edizione di Treviso. Ringrazio i registi che ci hanno seguito fino qui, Mattia Pizzaia e Antonio Esposito. Ringrazio le ospiti che ci hanno invece raccontato di queste importanti iniziative, Emanuele Tonon e Valentina Donadi. Grazie a voi. Grazie a voi. Eccolo qua. Bene, e con questo noi chiudiamo. Grazie e arrivederci. Grazie, buongiorno.